Il 1° maggio nella chiesa di Santa Restituta a Sora ha preso avvio il mese mariano. La statua della Madonna delle Grazie, custodita nel santuario ai piedi del Monte San Casto, che vedeva ogni anno moltissimi fedeli recarsi di buon mattino attraversando il centro storico della città e salendo i 409 scalini, giungere in cima al monte per partecipare al rosario e alla Santa Messa, è stata portata nella chiesa di Santa Restituta, dove per tutto il mese di maggio alle 6:30 sarà celebrata la funzione. Visto il perdurare della pandemia da Covid e nel rispetto delle normative vigenti, il parroco Don Mario Santoro, il priore Luigi Milano ed il responsabile Remigio Tomolillo hanno provveduto ad organizzare nella chiesa di Santa Restituta il mese dedicato alla Madonna. In occasione dell'apertura del mese mariano, sabato 1° maggio, ha celebrato la Santa Messa il vescovo della diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, Monsignor Gerardo Antonazzo. Durante l'omelia, il vescovo Gerardo ha voluto richiamare tutti i fedeli a vivere questo mese mariano come l'avvio di un cammino, un pellegrinaggio di cambiamento. Credo che sia importante per non cadere un po' nella trappola di devozioni sterili. Il mese di maggio è dedicato dalla viva devozione della gente al cuore di Maria, al culto del suo amore per noi, in nome di Cristo Salvatore, deve diventare un pellegrinaggio spirituale interiore. Torno a dire che il cammino nella Bibbia è sempre un motivo di cambiamento. Il popolo di Dio che arriva nella terra promessa non è lo stesso popolo che è partito dall'Egitto. Il cammino lo ha trasfigurato, lo ha convertito, lo ha cambiato tra prove, difficoltà e grazia con cui Dio lo ha accompagnato. È un popolo nuovo che merita di entrare in una terra promessa. Ecco, immagino un po' così il mese di maggio, entrare in una dimensione nuova della vita come terra promessa alla quale aspiriamo, ma attraverso un cammino che è sì faticoso, che è una lotta, è una dura prova, ma è un cammino che ci trasfigura, ci cambia. Maria è maestra di questo cambiamento, perché educa il nostro cuore a dare ascolto alla parola di Dio, quella parola che ci forgia nel cuore, ci mette anche a dura prova, ci misura nella fedeltà e ci permette di diventare, come l'Apostolo Paolo chiede, creature veramente nuove. Un uomo vecchio, spogliato delle abitudini e dei vizi cattivi, capace di rivestire l'abito battesimale di una vita rinnovata dalla grazia di Cristo. Mi auguro che davvero questo cammino del mese di maggio sia un'opportunità, tempo di grazia come tempo di conversione, di cambiamento alla scuola di Maria, perché lei è madre, è discepola ed è maestra di questo ascolto di Dio. Lei ha saputo ascoltare ed obbedire e la sua vita ha corrisposto fedelmente al piano di Dio. Ecco, la nostra vita risponde al piano di Dio se noi ascoltiamo il Vangelo, e il Santo Rosario è meditazione del Vangelo, non è ripetizione sterile di tante formule inutili, ma è invocazione con la preghiera tradizionale dell'Ave Maria, ma introdotta dal Padre nostro, che è la preghiera del Signore, per entrare nel cuore di quei racconti, di quei brani del Vangelo che sono la vita di Cristo, che entra nella mia vita, la permea e la trasfigura, la cambia a sua immagine. La celebrazione ha visto la partecipazione di numerosi fedeli nel pieno rispetto delle normative, grazie all'attività dei volontari che ormai da un anno regolano l'accesso alla chiesa, garantiscono il rispetto delle distanze e dei posti assegnati e sanificano l'ambiente al termine di ogni celebrazione, rendendo la chiesa sicura e fruibile ai tanti fedeli. Nel territorio sorano il culto della Madonna delle Grazie è molto sentito e tenuto sempre vivo grazie all'opera del Comitato Pia Unione Madonna delle Grazie. Si spera che al più presto questa emergenza sanitaria possa terminare e che si possa tornare a vivere il mese mariano nel santuario della Madonna delle Grazie.